C'è solo una soluzione, a parte i controlli che vanno fatti, ma bisogna mettere nelle mani di chi fa i controlli leggi che siano tali per cui se ti beccano buttano via la chiave, punto, non c'è altro da aggiungere. Questa per il presidente del Veneto Zaia è l'unica soluzione al problema dei furti, dagli assalti alle ville nel Moglianese delle scorse settimane all'ultimo colpo in ordine di tempo lungo la riviera del Brenta ai danni del re delle calzature di lusso René Caovilla, senza dimenticare i furti oramai quotidiani che i cittadini denunciano in tutta la Marca o gli episodi di vandalismo e microcriminalità. È inutile che ci incavoliamo ogni volta col magistrato di turno, probabilmente bisogna chiedere al Parlamento di fare leggi molto più severe, perché la tutela del patrimonio personale di una persona viene prima di tutto. Non esiste che tu entri in casa mia e porti via roba e violenti, fra virgolette, la mia sfera familiare. L'opportunità per fare questo potrebbe arrivare, secondo il governatore, dalla riforma della giustizia. Si tenga in considerazione, ma che insomma ci siano anche le pene certe, perché è inutile scriverle sulla carta, poi magari in carcere non ci va nessuno. Se tu cominci a saporare da subito, fin dall'inizio, che non ti daranno 10 anni, ma magari ti danno 10 ore di carcere, ma ci vai dentro 10 ore, la volta dopo ci vai dentro 10 giorni, quella dopo ancora 100 giorni, vedrai che capisci l'antifona, un po' come la patente a punti.